È una immagine tratta dal Vangelo di Giovanni, la prospettiva da cui è scaturita l'omelia di Papa Francesco durante la messa con i sacerdoti, i consacrati e gli appartenenti ai movimenti laicali nella cattedrale basilica di Santa Maria la Antigua, nel cuore della Giornata Mondiale della Gioventù. L'immagine è quella di Gesù affaticato per il viaggio che sedeva presso il pozzo. Di qui una riflessione dedicata alla stanchezza nel cammino che spesso accade ai sacerdoti e ai laici, ma anche ai consacrati e ai religiosi. Le lunghe ore di lavoro che lasciano poco tempo per mangiare, riposare e stare in famiglia, fino a tossiche condizioni lavorative e affettive che portano allo sfinimento e logorano il cuore. Sono tutte situazioni in cui si sente la necessità urgente di trovare un pozzo che possa placare e saziare la sete e la stanchezza. Ma c'è una stanchezza, ha aggiunto il Papa, che nasce quando la realtà ci prende a schiaffi e mette in dubbio le forze, le risorse e la praticabilità della missione in questo mondo. È una stanchezza della speranza, che apre la strada ad un grigio pragmatismo e dà spazio a quella che Francesco ha chiamato una delle peggiori eresie possibili della nostra epoca. Pensare, cioè, che il Signore e le nostre comunità non hanno nulla da dire né da dare in questo nuovo mondo in gestazione. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice «dammi da bere» ed è quello che chiede anche a noi di dire, ha spiegato il Papa, per tornare al pozzo fondante del primo amore, quando Gesù è passato per la nostra strada, ci ha guardato con misericordia, ci ha chiesto di seguirlo. Dammi da bere significa avere il coraggio di lasciarsi purificare e di recuperare la parte più autentica dei nostri carismi originari e vedere in quali modalità si possano esprimere oggi. Significa riconoscersi bisognosi che lo Spirito ci trasformi in uomini e donne memori di un passaggio, il passaggio salvifico di Dio, e fiduciosi che come ha fatto ieri così continuerà a fare domani. Andare alla radice ci aiuta senza dubbio a vivere adeguatamente il presente, senza paura. È necessario vivere senza paura rispondendo alla vita con la passione di essere impegnati con la storia, immersi nelle cose, una passione da innamorato.